governo si fa e tutto sommato non mi pare interesse di nessuno andare a votare in autunno. Segnali chiari di stabilità da chi studia da tempo la politica italiana. In un momento che sembra di stallo, dopo aver superato i primi scogli di Camera e Senato, il professor Feltrin vede più nei caminetti che nello scontro frontale il futuro del nostro Paese. Intanto si perde tempo, nel senso che prima di iniziare le consultazioni per il governo deve passare Pasqua e quindi per una settimana bisogna fare, come nelle ultime 3 settimane, chiacchiere inutili, perché la politica ha bisogno di riempire lo spazio anche quando non sa cosa fare. Ma non sarà un governo composto dagli attuali vincitori morali della politica italiana, ovvero Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Io continuo a vedere praticamente impossibile un accordo 5 Stelle Lega. Più che la compatibilità tra Lega e Grillini è la divisione tra Pentastellati e Forza Italia a dettare l'incompatibilità di un governo Salvini-Di Maio. E tenere presente che il governo di centrodestra è al potere in Liguria, in Lombardia, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia se vinceranno le elezioni il 27 aprile, che quindi insomma ci sono interessi corposi a tenere unita la coalizione. Inevitabile quindi il coinvolgimento del Partito Democratico. Ora non può più rimanere sull'Aventino e da come si comporterà il PD vedremo che tipo di assetto governativo potremo avere. E se il professor Feltrin è esplicito sulla politica nazionale, sulla sua città preferisce non esprimersi. Come vede lo scenario trevigiano in vista delle prossime amministrative? Nemo profeta in patria.